Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, bentornati qui con noi con l'edizione straordinaria di Rete Veneta che stiamo dedicando a questa emergenza coronavirus. Abbiamo da questo momento fino a circa alle 15:20 uno spazio dedicato ad alcuni ospiti. Il primo, ve lo presento subito senza perdere tempo, lo vedete già, è il sindaco e presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco. Buonasera sindaco. Buonasera, come va? Buonasera, tutto bene? Ha sentito? Domani c'è aria di una nuova primavera, si parla di fase 2, siamo ormai veramente a ridosso di questo momento storico per l'Italia, per il Veneto. Ha sentito anche Zaia che ha dato il via libera a una nuova ordinanza con domani inizia questa fase 2, oltre 1 milione di veneti potranno tornare al lavoro. Cosa dice? Ma dico che c'è tanta voglia di ripartire da parte di tutti, 4 milioni di italiani che tornano al lavoro, di cui oltre 1 milione in Veneto. È un momento importante, è un momento però, come dice giustamente il governatore, di responsabilizzare le persone, perché se saremo tutti responsabili nel continuare a seguire le regole, riusciremo a uscirne presto. Altrimenti rischieremo di tornare indietro. Questo è quello che ha detto il governatore nella conferenza stampa, lo condivido e come sindaci abbiamo chiesto che l'utilizzo delle mascherine, a differenza di quanto previsto nel DPCM, fosse reso obbligatorio dall'uscita di casa, perché riteniamo che uno strumento per tutelare se stessi, ma soprattutto garantire la sicurezza anche degli altri con cui ci interfacciamo, con cui abbiamo magari rapporti di vicinanza, è importante che ci sia la mascherina e quindi si debba mantenere la direzione intrapresa. Certo, ma attività che riaprono, sindaco, sono diverse, sono tante, abbiamo detto circa 1 milione di veneti che potranno tornare al lavoro, però ci sono anche tante attività, tanti settori che restano col freno a mano tirato dal governo, parlo del turismo, dei ristoranti, gli estetisti, i parrucchieri. Sindaco, anche lei incomincia ad avere la zazzera, come si dice, i capelli lunghi? Comincio a averne che uso il gel, quindi abbassa la Ah, massa ecco. dei capelli. Poco fa non ero così, ho dovuto metterlo per la diretta. Comunque, scherzi a parte, perché è una situazione veramente seria, quella di alcune attività che ripartirebbero, secondo il governo, il 1° giugno, è un tema drammatico, perché dal punto di vista economico è difficile poi garantire la ripresa di queste attività. Noi abbiamo chiesto al governo di ragionare su un'anticipazione delle riaperture regione per regione in base alla situazione sanitaria, quindi la situazione sanitaria del Veneto dove il virus è in regressione, quindi possiamo ragionare con le dovute strumentazioni, dispositivi di sicurezza ad anticipare la riapertura. Vedremo se Conte nelle prossime ore potrà magari ascoltare quello che stiamo chiedendo come sindaci dei territori. E speriamo di sì, perché i sindaci sono proprio in prima linea, sono a contatto con i cittadini, sentite l'umore della gente, del popolo, e bisogna dire che da un certo punto di vista questa voce non è stata ascoltata fino ad oggi dal governo. Abbiamo visto che i commercianti con una serie di flash mob sono scesi un po' in tutte le piazze italiane. Sì, la manifestazione che si è tenuta in tutte le piazze italiane del Veneto è stata una manifestazione civile, composta, pacifica, quindi va assolutamente rispettata. Io personalmente da sindaco non potevo mancare nella mia città per di stare vicino in maniera solidale a tutte queste persone che stanno vivendo un momento drammatico della propria vita. Perché poi io stesso sono una partita IVA, voglio dire, quindi so benissimo cosa vuol dire pensare alle prossime scadenze fiscali che ci saranno subito dopo l'estate, a come potremo pagare le imposte se non lavoriamo, no? Quindi questo è un tema fondamentale, bisogna permettere a queste persone di farle ricominciare a vivere, a lavorare, chiedono solo di lavorare, quindi non chiedono assistenzialismo puro, chiedono però un supporto, lo chiedono al governo, lo chiedono ai comuni, lo chiedono alla regione, quindi dovremo mettere in atto tutte quelle misure che ci permettono di dar loro una mano a ripartire senza star lì a soffocarli. Per fare questo ci vogliono risorse economiche, soldi.
e queste possono arrivare solo dal governo. Eppure Conte aveva detto scateno una potenza di fuoco economica eccezionale, alla fine però sono arrivati 600 euro alle partite IVA. Sì, esatto, 600 euro che sono francamente poca cosa e sono anche arrivati, devo dire la verità, a differenza della FIS, della cassa integrazione, cioè abbiamo persone che ancora oggi non hanno percepito il sostegno da parte dello Stato in maniera concreta. Quindi a parole hanno aiutato, ma nei fatti poi non c'è stata concretezza. Sì, insomma, Eh, doveva essere una potenza di fuoco, è scoppiato un petardo. Sì, Eh, praticamente sì, nel senso che alla fine le persone si stanno arrangiando con quello che hanno. Io posso dire di aver visto come amministrazione comunale un aumento esponenziale delle persone in difficoltà, in crisi di liquidità, li abbiamo raggiunti con i buoni spesa dello Stato e con la distribuzione delle spese alimentari, persone che mai si erano avvicinate ai servizi sociali, che oggi chiedono un sussidio, chiedono un aiuto e noi lo stiamo dando naturalmente. Senta, lei come ricordava poco fa è una partita IVA anche lei, alla fine ha uno studio legale, no? Quindi Sì. da questo punto di vista, o come sindaco, o come presidente della provincia, o come legale, insomma, è riuscito a capire che cosa si intende per congiunti? Perché questa è stata una discussione molto aperta. La fase 2 permetterà ai congiunti di riabbracciarsi, diciamo così, però insomma sui controlli delle forze dell'ordine poi bisognerà anche capire come dovranno fare questi benedetti vigili, questi benedetti poliziotti, a capire se effettivamente si va a trovare un congiunto e che tipo di rapporti ci sono. Non è che sono girate anche delle battute anche su internet, il poliziotto, il carabiniere che ferma la macchina e dice ma lei dove sta andando da un congiunto, ma quanto gli vuole bene a questo congiunto per capire se c'è veramente una relazione. Insomma, è difficile, stiamo davvero andando verso una situazione molto sfumata, molto complicata da decifrare poi sulla strada in senso concreto. Beh, dal punto di vista come legale, direi che l'interpretazione è quella letterale della norma e quindi sarebbero i parenti fino al sesto grado e i congiunti fino al quarto. Scusi, gli affini fino al quarto. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, interpretativa della norma che è arrivata con una circolare ministeriale e che Zaia ha ripreso in conferenza stampa poco fa, c'eravate anche voi, chiaramente si estende ai conviventi monoxorio, alle persone comunque con le quali c'è un legame affettivo, il fidanzato o la fidanzata. Questi sono un po' o il convivente dell'unione civile, quindi queste sono le interpretazioni che dà lo Stato, il governo e che la regione ha recepito. Quindi si va al di là del senso letterale, ci vuole anche un po' di buon senso, Carlo, quindi ritengo giusto che ci sia un legame affettivo. Poi è chiaro che in questo momento è anche difficile accontentare tutti. La cosa che ho notato, guarda, è che nei giorni scorsi con l'ordinanza regionale di Zaia che ha dato la possibilità alle passeggiate senza limiti, diciamo così, senza limiti territoriali, quindi fuori dai 200, dai 500 metri, e che la gente ha proprio voglia di tornare a vivere la propria città, l'apprezza anche di più. Mi sono arrivati messaggi in queste ore di molti amici che dicono quanto è bella Vicenza. Vicenza non occorre scoprirla oggi dopo il coronavirus, Vicenza è sempre stata bella e faremo di tutto per conservarla tale. Però c'è proprio la voglia di relazione anche sociale, di andare a vedere i genitori, i fratelli. Io non vedo mio padre da 2 mesi e mezzo, quindi voglio dire che vive anche distante. Quindi da questo punto di vista capisco che si sta cercando di ampliare questa interpretazione per aiutare le persone a riprendere le relazioni sociali. Come si vivrà adesso dopo questa emergenza coronavirus, dopo il Covid? Si dice che ci sia un'era pre-Covid, adesso ci sarà l'era post-Covid. Sarà un mondo nuovo, diverso? Come se lo immagina? Ma io me lo immagino molto diverso, completamente rinnovato. Avremo nuove regole da seguire, sicuramente il distanziamento sociale per molti mesi sarà la regola, l'uso della mascherina sarà la regola, un po' alla volta torneremo a fare le cose che facevamo in passato, però
se penso ad andare in un cinema o in un teatro o semplicemente allo stadio, credo che passerà del tempo prima di poterlo fare. Tutto questo poi è legato anche agli sviluppi legati alla ricerca scientifica sul vaccino piuttosto che su alternative che stanno studiando, il tema del plasma, degli anticorpi che sta sviluppando anche Padova, la Regione Veneto, è un tema fondamentale. Dovremo rispettare le regole, porci tanti limiti, però credo che la tutela della salute pubblica sia prioritaria in questo momento. Però non bisogna dimenticare anche che senza un ritorno alla normalità dal punto di vista dell'attività produttiva, la vita di tutti peggiorerebbe enormemente. E allora chiudiamo con un messaggio ai cittadini, ai nostri telespettatori. Ottimistico? Il messaggio è molto chiaro, il messaggio è quello per cui stiamo tornando a vivere una vita quasi regolare, avremo delle limitazioni importanti legate all'utilizzo della mascherina, alle distanze, però potremo tornare per esempio a fare il nostro lavoro e a discutere di cose diverse, non solo parlare di Covid-19 o di quello che sta accadendo intorno a questo fenomeno, diciamo, che sta colpendo il mondo, quindi non solo il nostro paese. Però è importante, adesso si apre la fase della responsabilità delle persone, sono le persone che devono saper gestire e osservare le regole e saper soprattutto rispettare gli altri, perché non usare la mascherina sarà sanzionato, su questo lo dico anche come sindaco, e l'attività di controllo riguarderà soprattutto quello, soprattutto il distanziamento e soprattutto l'uso della mascherina. Certo che adesso, e lo dico veramente in chiusura del nostro collegamento, poi la saluto, non sarà più il mantra state a casa, ma sarà indossate tutte le mascherine, lo abbiamo anche scritto qui noi, diventa veramente la nuova parola d'ordine, non più state a casa. Adesso mi pare che lei tra l'altro si trovi a casa sua, vedo una bellissima libreria alle sue spalle. Sì. Ecco. Sì, abbiamo testi di musica perché ho una famiglia di musicisti, quindi una sono circondato dalla cantante musica lirica. Esatto, che spero anche che si torni ad ascoltare anche in maniera diversa rispetto a questa. Noi abbiamo aperto un canale YouTube come amministrazione culturale per dare la possibilità ai cittadini di partecipare alle attività culturali, musica, teatro, danza, tutto quello che faremo, come se fossimo dal vivo in teatro. Bene, e allora insomma io la ringrazio, un abbraccio a lei, tanti saluti. Grazie. Ovviamente Grazie poi noi rimaniamo in contatto Carlo. perché tutti i giorni facciamo un punto insieme per i nostri telespettatori, per i cittadini, per fargli capire di giorno in giorno come evolve la situazione, l'emergenza coronavirus. Arrivederci Grazie Sindaco. per il lavoro che fate, arrivederci. Grazie a lei. Allora, torniamo appunto, abbiamo salutato il sindaco, avete sentito come è importante per tutti in questa fase 2 il rispetto delle regole. Io intanto mi sto collegando con un altro ospite che avremo tra poco. Lo scoprirete insieme a me appena ci risponderà, però avete sentito il sindaco come ha voluto sottolineare l'importanza in questa fase 2 del rispetto delle regole. Eccolo, è arrivato, guardate un po'. Buongiorno, anzi buonasera ormai a Nicolas Farronato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Benvenuto. Buongiorno, ciao a tutti. Grazie. Eccoci qua, allora vedo che c'è un cielo sopra la sua testa, un cielo azzurro, però si intravedono anche delle nuvole bianche. Facciamo un po' il punto meteorologico. Sì, allora dici bene, come hai ben visto alle mie spalle, la situazione è ancora di un tempo abbastanza variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Rispetto però ai giorni precedenti il rischio di avere piogge, rovesci o comunque temporali è molto più basso, decisamente più basso rispetto ai giorni scorsi. Ecco, certo che anche i nostri telespettatori, seguendo poi l'informazione che ci portava a chiedere a professori, docenti, esperti, cosa dobbiamo aspettarci adesso con il caldo in chiave emergenza coronavirus? Cioè questo virus sopravviverà al caldo oppure no? Dobbiamo aspettarci e sperare nel sole oppure dobbiamo sperare nella pioggia che lava via tutto?
Ma diciamo che secondo me un po' entrambe hanno dei risvolti positivi in questo periodo, nel senso che il sole e il caldo sicuramente aiuta a sconfiggere almeno in parte questa epidemia, questa pandemia. Tuttavia però anche la pioggia, appunto come si suol dire in Veneto, a lavasò, quindi anche quella sicuramente può dare una mano nel ripulire l'aria, anche appunto dalle polveri sottili e da tutte quante le sostanze inquinanti che si accumulano durante il periodo non piovoso, ecco. Ecco, ma adesso a questo punto, Nicolas, ricordavo, stiamo vedendo anche nella sua bella inquadratura questo cielo azzurro, però ci sono anche delle sfumature bianche, delle nuvole. Non vorrei essere troppo poetico però, perché adesso con questo collegamento vogliamo anche non soltanto puntare il naso al cielo, vogliamo puntare anche il naso a terra, le cose concrete, pragmatiche, per esempio le attività, quelle che potranno riaprire da domani, quelle che invece ancora non potranno riaprire, per esempio, metto il dito nella piaga, stia attento, i bar. Lei non ha un bar? Ebbene sì, ho proprio un bar e al momento sono chiuso come tutti, mi sto muovendo però per fare un servizio da sport, perché purtroppo fino a questo ci è permesso di fare e quindi ci stiamo mobilitando appunto per cercare di prenderci almeno la pagnotta. Ecco, sicuramente non sarà un lavoro come era un tempo, ecco, però per sopravvivere ci si adatta anche a questa situazione, quindi si cerca di fare del nostro meglio, ecco. Almeno si offre un servizio, seppur in maniera ridotta, però sempre un servizio valido a quello che è il mio comune, quindi Mussolenti in questo caso. Ecco, però molti suoi colleghi hanno messo in evidenza anche le contraddizioni del DPCM, ormai parliamo per sigle, parlo del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede per esempio per locali come il suo la possibilità di aprire sanificando il locale, poi però non potete vendere il caffè agli avventori. Insomma, ci sono delle contraddizioni. Uno dice allora che sanifico a fare se poi dopo non posso vendere il caffè? Sì, effettivamente se ne sentono di ogni, ecco. Diciamo che il decreto è, come si può dire, è molto variabile, ecco, nel senso che ha varie sfaccettature. C'è appunto chi, come ha detto lei, deve sanificare, però poi non è permesso di vendere, però stando probabilmente anche a quanto riguarda la Confcommercio, io mi baso su quello che mi dicono loro perché è chiaro che sono iscritto ai commercianti di Bassano del Grappa, sembra che la situazione sia come ad esempio entrare in un negozio, ecco, quindi ogni 40 metri quadri può entrare una persona alla volta, ovviamente con tutti quanti i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti e sprovvisti di guanti con i gel igienizzanti, si possa ordinare, pagare e poi ovviamente uscire. Ovviamente non si potrà consumare la bevanda, il caffè o che ne so, lo snack né all'interno del bar e neanche fuori, quindi probabilmente o si porta a casa o magari se si è incamminata si mangia il panino tramezzino o si beve la bibita mentre si è incamminata. Certo. Questo sembra un attimo la situazione attuale. Poi ovviamente anche da comune a comune il discorso cambia, però al momento sembra questa la soluzione migliore, insomma, ecco. La soluzione migliore, il compromesso migliore, perché bisogna arrivare un po' a dei compromessi, bisogna un po' anche reinventarsi, bisognerà trovare anche dei servizi che poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quando si riaprirà, probabilmente resteranno, cambieranno le abitudini dei consumatori, ma anche di voi gestori. Dovrete riuscire a mantenere poi questi servizi che state creando in questo periodo. Beh, assolutamente sì, perché comunque diciamocelo, la paura c'è tra la popolazione. Quindi è chiaro che c'è chi mentalmente tornerà come prima, quindi non avrà paura o comunque avrà una paura non da sopraffare l'uscita nei vari locali o comunque nelle zone dove potrebbe esserci assembramento. E quindi il servizio da sport, il servizio takeaway o anche in alcuni casi a domicilio è chiaro che pur di arrotondare, diciamo, dovrà essere fatto, ecco. Ecco, Einstein diceva la crisi è un'occasione, un'opportunità, lei è d'accordo?
Oddio, sì e no, perché tutto sommato, insomma, intanto è 2 mesi che siamo chiusi e purtroppo per noi imprenditori è un danno non da È poco, un ecco. danno non da poco, bisogna sottolinearlo, perché poi Eh sì, i costi ci decisamente. sono e continuano anche quando rimanete chiusi. Quindi è importante ritornare presto, però con tutte le precauzioni. Ora noi la lasciamo, cosa va a fare? Cosa fa Ma adesso? guardi, adesso, dato che è domenica e la giornata è Eh, abbastanza buona, me ne approfitto anch'io per andare a fare una camminata, una ovviamente sempre passeggiata. Mi dotato. raccomando la mascherina, eh? Bravissimo, infatti lo stavo proprio Eh. dicendo, ovviamente dotati di protezione perché è domenica tra l'altro e gente in giro ce n'è abbastanza, quindi è sempre meglio avere la protezione con sé. Certo, nella settimana poi probabilmente con l'inizio della fase 2 sarà ancora più importante che il tempo tenga. Cosa prevede? Prevede che continuerà ancora questa scia di Sì, bel tempo? sì, nei prossimi giorni dovrebbe esserci comunque spazio al sole, ci sarà sempre Mm. qualche nube, specie nelle ore centrali del giorno, qualche piovasco in maniera isolata sui monti, però qui da noi in pianura tutto sommato dovrebbe abbastanza tenere. Ecco, forse mercoledì qualche nube in più, però ripeto, non dovrebbero esserci precipitazioni degne di nota, quindi tutto sommato la primavera si sta facendo avanti con temperature tra l'altro gradevoli, tipo oggi, con massime intorno ai 22-23 gradi, forse qualcosa in più nei prossimi giorni, però a livelli accettabili. Ecco. Benissimo, allora rimaniamo, non dico positivi perché in questo periodo dire positivi non suona bene, però Sì. sicuramente ottimisti con questa primavera che inizia. Speriamo che sia una primavera anche per l'economia e per la nostra sanità. La ringrazio, buona passeggiata con la mascherina ovviamente. Grazie a Arrivederci voi, a Nicolas alla prossima, Farronato. grazie, ciao a tutti. Chiudiamo anche noi a questo punto la nostra diretta. Vi ricordo che alle 15:30 c'è uno spazio dedicato ai più giovani, ai bambini, e poi alle 16 con Rete Veneta rimanete sintonizzati per fare movimento con ginnastica dolce, tai chi, zumba e ancora il Pilates. Poi dopo aver fatto movimento diamo spazio un po' alla dimensione spirituale e quindi alle 17:20 Rosario in diretta da Sant'Antonio di Padova e poi sempre da Sant'Antonio di Padova alle 18 la messa. Tutto qui con noi, con Rete Veneta. Quindi rimanete collegati, sintonizzati con noi. Ovviamente l'appuntamento che vi lascio per quanto riguarda l'informazione è con i telegiornali di questa sera. Grazie e buon pomeriggio a tutti.